Il sottosegretario all'istruzione Azzolina oggi ha visitato alcuni istituti di Agrigento. Troppi incidenti alla rotonda degli scrittori sulla 640, arriva l'autovelox fisso della stradale con limite a 40 km/h. Stamani sit-in delle sigle sindacali del settore costruzioni, manifestazione anche dei vigili del fuoco in prefettura. Acquarinto porta gli studenti delle superiori al cinema per sensibilizzarli. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il sottosegretario di Stato all'istruzione dell'Università e della Ricerca Lucia Azzolina oggi in visita istituzionale in alcuni istituti scolastici di Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Visita istituzionale stamani del sottosegretario alla pubblica istruzione ad Agrigento, onorevole Lucia Azzolina, presso l'Istituto Comprensivo Esseneto presso Castagnolo. Ad accoglierla i rappresentanti istituzionali della scuola e della Chiesa, presenti anche gli onorevoli di 5 Stelle, Cimino e Sodano, tanti alunni che hanno cantato l'inno nazionale dopo il loro saluto e si sono esibiti in varie interpretazioni e letture. È una visita voluta perché io sto girando le diverse scuole in Italia, sia quelle particolarmente eccellenti sia quelle che sono più in difficoltà. La presenza dello Stato deve esserci nelle scuole, dove spesso le scuole sono l'unico presidio di legalità all'interno del territorio, e credo che Agrigento ne abbia veramente bisogno. Ecco, sono arrivate delle istanze da parte di una preside, anche lei ha una grande esperienza. Le istanze e i bisogni della scuola sono tantissime. Cosa cercherete di fare nell'ambito delle vostre possibilità? Tutto quello che si può fare, ovviamente compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione. In questi giorni si sta discutendo alla Camera dei Deputati di un decreto proprio sulla scuola, su cui ho lavorato veramente tantissimo, che non risolve ovviamente tutti i problemi che ci sono, perché per questo ci vogliono degli anni, ma mette ordine e inizia la strada per un percorso che migliori le istituzioni scolastiche, soprattutto per quanto attiene il personale scolastico. Ecco, la carenza dei professori, in particolare il personale ATA, sono due note dolenti purtroppo della scuola italiana. Sono note dolenti dovute a delle stratificazioni normative che si sono succedute negli anni, per cui, come le dicevo prima, adesso stiamo mettendo un po' di ordine. Chiaramente è assolutamente necessario fare degli investimenti sull'istruzione. Noi adesso stiamo facendo partire 2 concorsi, uno straordinario e un ordinario per 50.000 posti. Ribadisco, non risolviamo i problemi, però è un inizio importante. Ecco, lei diceva ai ragazzi non è scontato il diritto allo studio, non è scontato venire a scuola, c'è gente che fa chilometri e chilometri, forse questo molti lo dimenticano. Ecco, ribadiamolo, lei è stata abbastanza determinata in questo principio. Sì, il diritto all'istruzione viene percepito come scontato, forse anche giustamente in Italia, però noi dobbiamo ricordare ai nostri studenti tutti i giorni che dietro quel diritto ci sono state delle lotte, che ci sono degli investimenti, pertanto tutti gli ambienti della scuola devono essere considerati come ambienti propri, quindi non si sporcano, non si rovinano. La scuola è mantenuta con le tasse dei cittadini tutti, quindi ci vuole molto rispetto. Una visita istituzionale molto importante perché ci ha permesso innanzitutto di mostrare la nostra scuola, vedere come i successi ottenuti grazie al sacrificio di tutto il personale. Abbiamo cercato di costruire una scuola attiva, una scuola all'avanguardia, attivando numerosi laboratori, anche un ambiente di apprendimento altamente innovativo, mettendo nelle condizioni degli alunni di lavorare quotidianamente. Abbiamo presentato tanti progetti, il progetto CLIL, il progetto di lettura, progetti di didattica laboratoriale fondati soprattutto sull'attività laboratoriale di laboratorio artistico, laboratorio multimediale e linguistico. Tuttavia abbiamo messo in evidenza che questi successi ottenuti a volte, oggi come oggi, fatichiamo a mantenerli perché ci troviamo in un momento particolarmente difficile per le problematiche che si accentuano sempre di più. Parlo di problematiche che spesso sono legate alle carenze economiche
Sì, siamo qui nella scuola Istituto Comprensivo Esseneto, una scuola di eccellenza che costituisce il fiore all'occhiello delle scuole agrigentine. E il sottosegretario ha ascoltato quelle che sono le richieste del dirigente scolastico e ha evidenziato non solo gli aspetti positivi del mondo della scuola, ma anche le problematiche. La sottosegretaria si è poi recata a fare visita all'Istituto Leonardo per inaugurare il nuovo indirizzo scolastico di biomedico. Ad accoglierla la neodirigente scolastica dell'istituto, Patrizia Pilato. Sì, oggi è un onore per noi ricevere un così alto rappresentante delle istituzioni e naturalmente raccogliere attorno a noi le autorità del territorio. È importante perché intanto si inaugura un percorso che ha carattere sperimentale e che punta al coinvolgimento degli allievi. E in questo coinvolgimento l'appello che noi oggi vogliamo lanciare è proprio quello di costruire in sinergia con le istituzioni, le famiglie e la scuola un modello che aiuti i giovani a creare il proprio progetto di vita, ma che li aiuti soprattutto in quanto giovani generazioni a divenire cittadini del tempo presente. Questo noi vogliamo fare lanciando un appello al sottosegretario affinché si investano risorse nella scuola che possano garantire il miglioramento degli spazi di apprendimento, un miglior reclutamento dei docenti, migliorare le tecniche e le modalità di reclutamento dei docenti, tenendo in debita considerazione la passione come dote principale per coinvolgere i ragazzi, ma anche puntando all'implementazione delle risorse destinate alle tecnologie digitali. Signora, quanto è importante oggi questo incontro qui all'Istituto Biomedico? È importante perché nell'ottica di girare le scuole io non solo porterò la mia esperienza, ma raccolgo le esperienze un po' in tutta Italia e porto il mio, quindi sentirò tutti i consigli, tutte le cose belle che funzionano, tutto quello che non va e quindi raccolgo le istanze di tutto il personale, che sia il dirigente scolastico, il personale ATA o i docenti, per poi migliorare il servizio di istruzione per tutti. Troppi incidenti stradali alla rotonda San Pietro, meglio nota come degli scrittori. Ieri mattina è arrivato l'autovelox fisso della polizia stradale, autovelox che avrà il compito per niente semplice di far comprendere che in quel tratto, prima del restringimento della carreggiata e prima appunto della rotonda degli scrittori, il limite massimo di velocità è di 40 km/h. L'occhio della polizia stradale saprà cogliere l'elevata velocità, che è proprio una delle cause, oltre al mancato rispetto del segnale di dare precedenza poco prima dell'innesto della rotonda, dai tantissimi incidenti stradali che si sono finora registrati. CGIL, CISL e UIL hanno organizzato anche ad Agrigento una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione per rilanciare il settore delle costruzioni. Oggi sit-in e attività di volantinaggio. Vediamo. Avete scelto il ponte Morandi, fermo da tanti anni perché è chiuso per ristrutturazione, per rilanciare il settore delle costruzioni, per rilanciare il paese. Ecco, Agrigento oggi fa parte delle piazze scelte. Noi abbiamo scelto il ponte Morandi perché qua si consuma una situazione che un po' ovunque succede, cioè qua in questo tratto ci sono 30 milioni di euro stanziati, c'è una ditta che si è aggiudicata i lavori dovevano partire a febbraio di quest'anno, ancora ad oggi non sono partiti questi lavori, dall'altro lato c'è un cantiere bloccato e non è possibile quando ci sono tanti lavoratori che aspettano di lavorare. Noi abbiamo perso dal 2008 ad oggi circa 6.000 lavoratori nel settore dell'edilizia, proprio dell'edilizia, non parliamo di tutto quello che c'è attorno all'edilizia, lapidei, laterizi, cemento, legno e quant'altro. Qua abbiamo vicino i Talcementi che siamo ridotti a 30 lavoratori, quindi i cantieri che sono finanziati non partono. E poi i cantieri che sono stati bloccati non vengono sbloccati, parliamo della 640, parliamo della 189, parliamo quindi del presente, ma in questo noi vogliamo parlare pure del futuro, perché lanciamo anche delle proposte di finanziamenti di opere pubbliche necessarie a questo territorio. Sulla 115, noi siamo qui sulla 115, è una bratella della 115.
Sulla 115 noi lanciamo questa proposta di chiudere l'anello autostradale da Trapani, arrivare a Siracusa e quindi prende la provincia di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, arriviamo a Siracusa e c'è una strada che potrebbe dare grande risorsa a questo territorio, potrebbe risvegliare l'economia di questo territorio, l'economia agricola, il turismo, l'artigianato e quant'altro, potrebbe svegliare l'economia di questo territorio, eppure non si interviene. Noi siamo qua oggi a manifestare sul Ponte Morandi perché abbiamo scelto e manifestando su 100 piazze in Italia oggi, su 100 città, dando un segnale e un messaggio in particolare al governo che noi non ci stiamo a questa situazione. Significa che noi abbiamo delle opere incompiute, opere che non partono, opere che vengono appaltate però non iniziano direttamente. Noi potevamo fare delle manifestazioni anche in altre diverse piazze, però abbiamo scelto su Agrigento perché è un simbolo di Agrigento e dell'Interland, perché un ponte Morandi che collega una bretella da Porto Empedocle ad Agrigento e viceversa e creano tante problematiche e disagi ai cittadini, significa che da 2 anni ancora nessuno cerca un interesse anche politico. Noi non ci fermiamo perché noi dal 15 di marzo abbiamo fatto una manifestazione ben riuscita a Roma, direttamente noi scendiamo di nuovo in piazza dando un segnale, una risposta alle persone, ai lavoratori che ogni anno vanno fuori perché perdono il posto di lavoro in questo caso. Sit-in dei Vigili del Fuoco innanzi alla Prefettura di Agrigento. Rivendicano la parità di trattamento economico tra previdenza e stipendi con le altre forze dell'ordine a fronte delle promesse non mantenute del governo Conte. Arturo Cantella. Oggi state scioperando in tutta Italia, anche ad Agrigento, per rivendicare cosa? Rivendichiamo soprattutto l'equiparazione ad altri corpi dello Stato, una maggiore tutela sanitaria per le malattie che noi possiamo prendere per questo lavoro che noi facciamo, e soprattutto mezzi e uomini per una tutela per tutti i cittadini. Questo chiediamo alla nostra politica, una nostra politica che deve essere più attenta a questo corpo nazionale, più attenta e dare più risorse. Basta pacche, eroi, noi non siamo eroi, siamo uomini formati alle scuole centrali di Capannelle, formati e ogni giorno ci formiamo per essere pronti a qualsiasi intervento, a qualsiasi evenienza. Questo chiediamo agli uomini politici e oggi siamo qua come lo siamo qua, siamo in tutta Italia a rappresentare tutti i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo detto basta alle promesse. Vogliamo conferme, verità, più fatti a questo corpo nazionale che va diminuendo ogni giorno. Ecco, questo è quello che rivendichiamo. Noi auspichiamo appunto delle risposte da parte del governo, perché questa protesta nasce dal fatto che nella legge di bilancio 2020 sono state praticamente previste delle somme irrisorie per l'equiparazione così tanto paventata dal governo Conte, sostanzialmente lo stesso governo, le somme sono insufficienti. Fino a qualche mese fa si parlava di 216 milioni di euro, ora siamo praticamente arrivati nella legge di bilancio nel bilancio 2020 con 25 milioni, per cui sono insufficienti a completare o a iniziare il percorso di una equiparazione alle altre forze dell'ordine, sia in termini previdenziali che in termini previdenziali. Noi chiediamo e rivendichiamo un'equiparazione giusta, perché le pacche sulle spalle non ci stanno più bene.
Allora, io tocco solo un tasto perché gli altri colleghi già hanno parlato di tutto. Noi, come forse tanti non sanno, non siamo riconosciuti come categoria usurante, malgrado facciamo notti, malgrado lavoriamo con le intemperie, con il sole, con il caldo, con la pioggia. Per cui rivendichiamo questa cosa, è da tantissimi anni che ci dicono che ci devono dare questa forma previdenziale, ma ancora l'aspettiamo. Basta con le promesse, ora vogliamo i fatti. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Depistaggio sulla strage Borsellino, a Messina spuntano i verbali inediti di Scarantino, i particolari nel servizio. 6 fascicoli, dentro ci sono parecchi fogli, frasi fino ad oggi inedite del falso pentito Vincenzo Scarantino, frammenti appuntate di un dialogo telefonico con i magistrati che lo gestivano quando era in auge e raccontava la sua versione sulla strage di Via D'Amelio, poi clamorosamente crollata e bollata come falsa. Le 6 carpette con le trascrizioni sbobbinate di recente a Roma dai carabinieri del RACIS per conto della procura di Messina, che da mesi indaga su un pezzo di quella storia ancora oscura, e sul depistaggio sono state trasmesse alla procura di Caltanissetta, materiale spiegabilmente metratto prima, mai depositato in un processo. La procedura di trascrizione era cominciata il 19 giugno alla RACIS di Roma, nei giorni scorsi si è conclusa. Si è trattato di un lavoro molto complesso. L'operazione potrebbe aver comportato la distruzione di parte degli originali. A giugno la procura di Messina, retta da Maurizio De Lucia, aveva notificato 2 informazioni di garanzia come atto dovuto per accertamenti tecnici non ripetibili, cioè le trascrizioni effettuate a Roma, all'attuale procuratore aggiunto di Catania Carmelo Petralia e ad Anna Maria Palma, oggi avvocato generale della Corte d'Appello di Palermo. Entrambi fecero parte del pool che al Caltanissetta indagò sull'attentato del 19 luglio del 1992. Nelle trascrizioni che compaiono adesso per la prima volta e sono finalmente a disposizione di 2 procure, Messina e Caltanissetta, ci sarebbero prevalentemente raccolte nero su bianco una serie di telefonate che Scarantino ebbe all'epoca con il PM Carmelo Petralia. Nell'ipotesi accusatoria, in concorso con i 3 poliziotti sotto processo a Caltanissetta, ovvero Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, e 2 magistrati indagati a Messina avrebbero depistato le indagini sulla strage, ma allo stato questi mesi intensi di indagine, secondo la procura di Messina, hanno cristallizzato solo possibili riferimenti ai magistrati Petralia e Palma. Intanto al processo sul depistaggio che si sta celebrando a Caltanissetta è un continuo susseguirsi di colpi di scena, rivelazioni e passi indietro, e si ipotizza persino la trasmissione di atti alla procura per un'eventuale incriminazione di un poliziotto per le dichiarazioni rese in aula. L'ultimo colpo di scena è arrivato la scorsa settimana, quando un poliziotto, Angelo Tedesco, che finora aveva sempre negato di aver fatto un sopralluogo con l'ex pentito Vincenzo Scarantino a Palermo dopo la strage Borsellino, cambia versione e annuncia di essersi ricordato solo in questi ultimi anni di aver fatto un sopralluogo con l'ex collaboratore di giustizia. L'ennesima rivelazione: già nelle scorse udienze un altro poliziotto, Giampiero Valenti, aveva rivelato di aver avuto l'ordine di bloccare le intercettazioni di Scarantino. 5 cani sono stati trovati morti a Zingarello, probabilmente avvelenati. A lanciare l'appello è stata l'associazione ambientalista Mare Amico. Questa mattina, dicono ancora dall'associazione Vigili Urbani, con la ditta incaricata, provvederanno a ritirare le carcasse, mentre il servizio veterinario provvederà ad inviare una carcassa all'ufficio zooprofilattico di Palermo per accertare la causa della morte. La scena peggiore è quella di 3 cuccioli che vegliano la loro mamma morta. La notizia dell'imminente affidamento a privati del parcheggio di Cugnovela, oggi quella del probabile bando per l'assegnazione sempre a privati della struttura del Parco dell'Addolorata. Insomma, pare che finalmente le pubbliche amministrazioni, che fino ad ora si sono dimostrate
talora incapaci totalmente, talora accomodando alla meno peggio servizi e gestione, si stiano rendendo conto di qualcosa che diciamo da tempo. Consegnare le varie parti della città segnate da incuria e abbandono ai cittadini diventa una opportunità straordinaria, crea impresa, crea posti di lavoro, può rendere gli incivili gradualmente consapevoli del fatto che la cosa pubblica non è qualcosa che è di nessuno, ma che invece è di tutti. Insomma, può trasformare luoghi simbolo di noncuranza e disinteresse in ricchezza per tutti. Ribattiamo sullo spopolamento, sulla fuga da questa città e dall'intera Sicilia delle migliori e più professionalizzate energie che scappano proprio a causa della disoccupazione determinata anche dall'avere reso infertili e inattive grandi risorse che il nostro territorio possiede. Non cerchiamo le colpe di ciò perché sono di tutti, di politica e di elettorato, di amministratori e di residenti per i quali il diritto che va interpretato e non impone regole ferree diventa garanzia per diluire tempi di pagamento e sperare nell'arrivo di provvidenziali condoni. Un sistema che ha prodotto guasti e che forse comincia a capire che il classico fondo del barile è stato oramai raschiato. Dunque adesso si attendono tempi brevi per l'affidamento delle due strutture che non sono le sole a dover rivivere attraverso la gestione di privati che, sottolineiamo, significa lavoro. Pensiamo ai tanti palazzi abbandonati, al Parco del Mediterraneo, al Palacongressi, alle strutture sportive del lungomare, all'ex carcere di San Vito. L'elenco sarebbe lunghissimo, così come necessiterebbe un censimento per capire cosa si può affidare ai giovani, magari privilegiando questi ultimi con comodati d'uso gratuiti, incoraggiandoli ed evitando postille capestro che renderebbero inattuabile qualsiasi forma di collaborazione. Noi restiamo in attesa di apprendere che tra poco possa essere così. L'Associazione Aquarinto sensibilizza gli studenti degli istituti superiori con una rassegna cinematografica. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo voluti partire dal concetto di accoglienza e svilupparlo in base alle proposte cinematografiche che volevamo appunto far vedere ai ragazzi, e abbiamo scelto 3 film. Il primo oggi è un film Green Book molto premiato, molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico perché ha riscosso un notevole successo. Gli altri appuntamenti, ricordiamoli. Il prossimo film sarà Welcome, un film francese che racconta una bellissima storia di un extracomunitario che vuole attraversare la Manica per andare a raggiungere la sua ragazza, e poi sarà l'ultimo appuntamento con Mio fratello rincorre i dinosauri, che è una bellissima pellicola italiana su un ragazzo che vive una realtà difficile con un fratello Down, che però riuscirà addirittura ad arricchire il suo percorso di crescita, quindi è una pellicola molto indicata per questa. Quando saranno gli appuntamenti? Gli appuntamenti saranno 3 venerdì di seguito, quindi 15, 22 e 29 novembre, sempre al Cinemastor. Ecco, gli istituti che avete coinvolto quali sono? Sì, praticamente avremo il Foderà, il Brunelleschi, il Linares Licata, il Politi e poi delle associazioni legate qui all'associazione Aquarinto che ci sostiene e con le quali abbiamo organizzato la rassegna. Quanti sono importanti momenti come questo? Diciamo in un momento anche in cui si parla tanto di razzismo, di sovranismo, insomma tutte tematiche che fino a qualche anno fa erano un po' sconosciute. Come se lo spiega lei anche questo fenomeno che sta succedendo nella nostra regione e in Italia? Ma spiegarselo è un po' complicato perché diciamo che è un fatto culturale a mio avviso. Noi abbiamo pensato che partendo appunto dall'accoglienza potessimo sviluppare dei principi a cui fare assistere i ragazzi che parlano un po' di amicizia, di solidarietà, di comprensione di chi ci sta accanto, dei bisogni di chi ci sta accanto, perché soltanto partendo da questo possiamo avere una società migliore, nella speranza che appunto questi concetti non siano distrutti da chi invece la pensa diversamente e porta avanti questa politica anche di terrore, di paura del diverso che assolutamente bisogna contrastare. Parliamo di questa iniziativa, ecco, quanto è importante, come si snoderà e quali effetti susciterà? Allora, questa è una delle prime iniziative che
vengono promosse negli SPRAR Quarinto di Agrigento in collaborazione con tutti gli altri SPRAR gestiti da Quarinto, dall'associazione Quarinto nella provincia di Agrigento. Questa è una delle attività, una delle primissime attività, questa rassegna cinematografica che viene proposta in seno ad altre attività, insomma, in maniera più generale, che è quella del Black Christmas che si svolgerà, insomma, sotto il periodo di Natale naturalmente. Questa iniziativa, insomma, viene promossa perché vuole sollecitare i ragazzi, e infatti viene fatta in collaborazione pure con alcune scuole della provincia di Agrigento, per sollecitare i ragazzi su un pensiero non comune e, insomma, vedere di poter discutere sull'immigrazione in maniera non consueta, non così omologata come viene fatto nei mass media nazionali o comunque locali. Intavolare un nuovo discorso e sollecitare, insomma, una sensazione critica da parte dei ragazzi con la visione di questi film, di questa rassegna, e tra l'altro poi avrà un seguito, come dicevo, con il Black Christmas e altre azioni che promuoveremo in seguito. Il Black Christmas si farà quest'anno? Sarà un appuntamento ormai storico per Aquarinto? Sì, è ormai un appuntamento storico, si farà in provincia di Agrigento, si farà ad Agrigento attraverso tantissime iniziative che faremo a Realmonte, che faremo a Racalmuto e che faremo anche qua ad Agrigento. Stiamo studiando diverse azioni e tra cui questa, diciamo, è quella con cui stiamo partendo, insomma, quest'anno. Per noi sono delle bellissime iniziative che riescono bene per l'integrazione, per avere più comunicazione con i ragazzi, anche questo confrontarsi con le scuole è una cosa veramente molto costruttiva per i ragazzi. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Conferenza stampa per la presentazione del calendario storico dell'Arma al Comando Provinciale dei Carabinieri. Vediamo. Si presenta oggi il calendario 2020. Cosa c'è di particolare in questa edizione? Si tratta quest'anno di un calendario molto innovativo, un calendario che viene definito narrativo. Infatti al fianco di tavole molto belle, molto particolari, che sono state dipinte dal maestro Mimmo Paladino, quindi pittore della transavanguardia di fama mondiale, c'è una narrazione da parte della scrittrice Margaret Mazzantini, che quindi dipinge con un tratto di penna molto delicato, ma anche molto profondo, quelle che sono le emozioni che vengono provate da parte di tutti i carabinieri quando si trovano ad intervenire in differenti situazioni operative. Quindi il racconto passa attraverso il cuore, passa attraverso le paure, i timori, le emozioni e anche la gioia. Il bello di questo calendario è che fa riconoscere ad ogni carabiniere qualcosa che è stato vissuto sulla propria pelle. Pertanto ogni carabiniere, leggendo ogni racconto di ogni mese, riesce ad individuare quantomeno un episodio nel quale quelle emozioni le ha provate molto profondamente. Dal punto di vista stilistico si tratta di un calendario molto particolare, che nella prima pagina ovviamente presenta abbondantemente il colore dell'oro, l'oro che ricorda i mosaici di Ravenna o anche dei maestri senesi, ma che ricorda anche l'oro della prima medaglia d'oro al valor militare che è stata attribuita il 5 giugno del 1920 all'Arma dei Carabinieri per il contributo nella Prima Guerra Mondiale. Da oggi parte l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali. C'è il servizio.
Il maltempo tipico della stagione invernale è arrivato e con esso anche l'obbligo di montare gomme invernali ove previsto. Dal 15 novembre su strade e autostrade, se l'ente gestore lo prevede con specifica ordinanza, gli automobilisti dovranno dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo. La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l'ente proprietario gestore della strada possa prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruccevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. La direttiva si applica a cura degli enti gestori della strada fuori dai centri abitati, prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale, compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. È consentita un'estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari, come ad esempio le strade di montagna. Inoltre esiste una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a 160 km/h. Questa deroga ha lo scopo di consentire all'automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme. Se un veicolo monta gomme con un codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione, non sono previste limitazioni di periodo d'uso e montaggio. Quando la temperatura dell'asfalto scende sotto i 7 gradi, dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo. Una raccomandazione molto importante riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio che devono essere affidate a un professionista. I veicoli di nuova generazione prodotti da fine 2014 sono obbligatoriamente dotati di TPMS, dispositivi che segnalano con apposita spia sul cruscotto l'eventuale perdita di pressione dei pneumatici. Un soggetto non qualificato in fase di montaggio o smontaggio può inavvertitamente rompere o compromettere irrimediabilmente la funzionalità di tali sensori, con conseguenti costi di ripristino elevati. Un rivenditore specialista inoltre ha anche la competenza necessaria per consigliare il miglior prodotto in funzione delle esigenze di ciascun automobilista nel rispetto delle norme di legge e con le caratteristiche riportate nella carta di circolazione dell'auto, oltre a verificare la corretta pressione di gonfiaggio segnalata dal costruttore sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. Scegliere di montare 4 pneumatici invernali diventa non soltanto una scelta virtuosa in termini di sicurezza stradale, ma secondo uno studio effettuato dal Politecnico di Torino, l'impiego di pneumatici idonei alla stagione di riferimento può risultare la soluzione più conveniente sia in termini di consumi sia in maggiore e più accurata manutenzione, tenuto conto che tutto il sistema a ruota risulta costantemente esposto a rischi di danneggiamento. Non bisogna infine mai dimenticare che quando la pressione dei pneumatici non è corretta può diminuire l'aderenza e conseguentemente la distanza di frenata aumenta. Inoltre, un'assenza di manutenzione periodica del pneumatico ne può accorciare la durata chilometrica, influendo sul consumo di carburante. Basket, la Fortitudo domenica prossima 17 novembre affronterà in casa il Torino. Ha presentato la sfida il capitano biancazzurro Albano Chiarastella. Sentiamolo. Ho guadagnato tantissima esperienza in questi anni e credo che abbia raggiunto una consapevolezza completamente diversa da quella che avevo 4 anni fa. Ho 34 anni, quindi sono più sicuro anche di quelli che sono i miei mezzi per giocare a basket. Credo che abbia guadagnato anche più sicurezza nei miei compagni, perché comunque quella esperienza lì ha fatto sì che i giocatori ti guardino anche con altri occhi. In tutti questi anni con tutti i miei compagni di squadra tutti quanti parlavano di quella finale lì, di quel playoff lì, di quel mese e mezzo che abbiamo vissuto noi qua ad Agrigento. Quindi mi sento molto più sicuro di me, ecco. Allora noi gara 5 praticamente abbiamo giocato il primo quarto, dopo è stata una partita a senso unico, nel senso che loro ci hanno strafatto, ma più che altro dal punto di vista mentale. Gara 4 per noi è stata una botta fortissima. Noi non è che eravamo troppo sicuri di noi, però quelle 3 partite lì, soprattutto gara 2, gara 3 e gara 4, noi giocavamo meglio e l'inerzia secondo me era a favore nostro. Abbiamo avuto 4-5 minuti di calo mentale in gara 4, loro sono andati, mi ricordo, più 10, più 12, dopo è stata una rincorsa
l'esperienza secondo me in quel momento ha avuto tanto la voce forte, ecco. Gara 5 la rifarei 1000 volte veramente, però non si può tornare indietro, dobbiamo ricordare quei momenti lì come dei momenti, allora, dal punto di vista personale, il momento più bello in assoluto nella mia carriera, e anche, non dico più brutto, ma siccome ci è mancato veramente poco per tagliare le retine, c'è quel rammarico di dire cavolo, se si potesse fare di nuovo gara 5. Allora, bellissimo è stato gara 4, quando uno di loro faceva dei tiri liberi, non mi ricordo chi in questo momento, comunque partita molto tirata, e alla fine ho sentito per la Moncada che era una bolgia. Cioè, credimi che in quel momento lì era forse il primo tiro libero dei due, ovviamente, perché ero più rilassato. Mi sono guardato un po' intorno ed era spettacolare sentire quell'atmosfera lì, la gente, il caldo che c'era, la tensione, è stato fantastico. Infatti quel rumore non riesco non va via, e spero non vada via mai. È brutto, gara 5. Quello potrei dirti il momento più brutto, perché non siamo riusciti neanche a giocarci alla fine, e poi vedere loro che festeggiavano e noi che andavamo nello spogliatoio con la testa tristi, più che altro, no? Con la testa bassa, diciamo che quello può essere un brutto ricordo. Vabbè, sicuramente non dobbiamo dimenticare quella gara lì e quei playoff lì. Secondo me sia noi come società e i tifosi, secondo me devono venire un po' più cattivi, diciamo tra virgolette, no? Perché secondo me deve essere una partita sentita, però noi dobbiamo pensare a quello che è la squadra oggi, a quello che siamo noi, a quelli che sono loro. È una partita penso molto difficile, loro sono una delle prime squadre di elite, diciamo, in questo campionato del nostro girone. È una squadra che è stata fatta per vincere, quindi credo che siano le partite anche più belle da affrontare, perché dove sai che giochi contro squadre un po' più forti, sulla carta almeno, riesci sempre a dare qualcosina in più. Spero che sia una bella partita e che riusciamo anche a continuare questo percorso di crescita di squadra, e che possiamo divertirci. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.